Lutto cittadino a Casteltermini a seguito della tragica morte di Manuela Pia Buono, giovane diciassettenne del luogo, a seguito di un incidente stradale. Una comunità sotto shock per la prematura morte di questa giovane molto apprezzata dai concittadini, in quanto da sempre dedita alle attività di volontariato e dall'atteggiamento aggregativo, insomma una ragazza voluta bene da tutti. A decidere il lutto cittadino è stato il sindaco Nuccio Sapia, che rappresentando il cordoglio dell'intera comunità di Casteltermini ha voluto onorare la giovane diciassettenne con il lutto cittadino. Proclamato per oggi giornata delle esequie, al quale parteciperanno anche i commercianti del luogo, abbassando le saracinesche delle loro attività commerciali durante l'orario dei funerali, celebrati nella gremita Chiesa Madre. Ennesima storia di sangue sull'asfalto, la prima del 2016. La giovane Manuela Pia Buono, stando alle ricostruzioni effettuate, era a bordo di una Citroen C1, guidata da una sua amica, una giovane 25enne, quando per cause da accertare l'auto ha sbandato, finendo contro un albero in via Onorevole Bonfiglio. La vettura è poi scivolata in una scarpata, recuperata dopo le segnalazioni effettuate da quanti hanno avvistato l'auto nel selciato dai vigili del fuoco d'Agrigento. Per la diciassettenne Manuela Pia Buono non c'è stato nulla da fare, mentre per l'altra ragazza, ricoverata dopo il sinistro all'ospedale di Mussomeli, ha subito lievi ferite ed è stata giudicata guaribile entro pochi giorni.